In ballo ci sono 500.000 posti di lavoro in tutta Italia, 35.000 in Veneto. Posti a rischio nei primi 6 mesi del 2022. L'allarme della CGA di Mestre riguarda nel nostro territorio i distretti delle materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova, la termomeccanica di Padova e Verona, il vetro di Murano. Tutti i settori artigiani che devono fare fronte al caro energia. Nei prossimi mesi, secondo l'associazione, le variazioni annue delle tariffe in alcuni comparti rischiano di raggiungere il più 250% e molte aziende potrebbero essere costrette a fermare la produzione, poiché non in grado di far fronte all'aumento esponenziale di questi costi fissi. Le difficoltà sono già emerse in questi ultimi mesi, con le realtà produttive in allarme. Sono allo stremo. Il governo deve intervenire nuovamente e potenziare le misure di abbattimento degli oneri impropri introdotti con la manovra di bilancio. Le ragioni alla base dell'impennata dei prezzi sono molteplici, spiega l'ufficio studi, anche se due in particolar modo ne hanno condizionato profondamente il trend di crescita in questa seconda parte dell'anno. In primo luogo c'è il tema dell'acquisto delle quote di emissione di CO2, il cui prezzo è quadruplicato negli ultimi mesi e per almeno il 40% si sta scaricando sul costo dell'energia. In secondo luogo, la politica di approvvigionamento del gas naturale che ha mostrato molti limiti, facendo schizzare i prezzi di oltre 6 volte rispetto ai primi mesi di quest'anno. L'unica soluzione, secondo la CGA, è mettere a disposizione delle imprese almeno 1 miliardo di euro al mese fino al prossimo mese di giugno. In tutto 6 miliardi per tamponare lo spettro dello stop. Altrimenti una parte importante del nostro sistema produttivo regionale rischia di fermarsi.